Ieri va della giornata, Vasarino un'eridate, con bravura io tal dis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto il miedo tranquillan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta fermi alla mamma, tutto il miedo tranquillan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta fermi alla mamma, e non sta là lontan lontan, sta fermi alla mamma. C'est bien. Elle est toute blanche, oui. Non vedo l'ora di giocare a balis di neve con Daria. Daria! Daria! Daria, ven giù! Sei tu pronte? Mandi Chiara! Arrivi come? Ma ciao di porta? Ma non sai? O pensi une palette se tu vuoi? Palette? Se covente une palette, sicuro anche un seglotut. E dopo? Ven su, che mi manchi anche Moalk. Che il cano, ma Daria? sì, arrivi come? Ah, è chiatato. Ecco. Ma Daria, che fasi tu combinate così? Oh, tu mi hai detto di portare la palette, dunque, palette, segulo tutto. E vuoi tu che non porti anche un materassin e al di comodo per giocare al savalon. Ma sei stumate? Savalon, materassin, ma chialimi me. Has tu chialato fuori dal barcone? No. Odierci il barcon, occhiali dal ciel, a calling floss blanc, si point al curtil, prime di fa, insieme la nane, bevin cioccolate, con tante pane, velurivat il mes di genar, simpin di stuis et an fogolars, dismessa nelu il prim, in ponte di bis, arriveci di
Frus, all'arrivat, signor Tim! Lu saveviso che il nome di Genar alven dal dio roman Giano, divinitat des puartis e dai puins, che al rappresentava ogni forma di passaggio e di cambiamento. Difat, Genar è il mese che al vierci li puartis al new fan. Il dio Giano aliera raffigurat con dos musis, une voltate al passato e une al futuro. La prima di dal mese è chiamata prim dall'an. Genar è considerato per tradizione il mese de neve. La campagna è anche dute glaciate, ma al va ben così. In queste maniere le semencis non potranno menare masse adore. La campagna è anche disvistude, deserte, civine. Gli arbui amostrano gli loro ramaci scrotis. La rose dal mese di Genar è il sclopon. Agli ultimi 3 dis di Genar urdisin i dis de mierle, ossin tal cur dall'inviere. Qualche volte al soffle un aer glaciat, altri svoltis un chialt, blanche fof mantil, al cuvierci la tiere ingrisinide, e ie la neve che cole. I frus si divertissero a fa pipinos e a giuià di balis di neve. Maman! Dunque, la palette no covente, il segolo tutto neanche. Però, chissà se col materassin si può sgliziare sulla neve. Fasin un gioco. Io dinso se sboins di indovinare quale di questi 4 immagini era presente il mese di Genar in 5 secondi. Se so pronti? Allora, via! La immagine che rappresenta il mese di Genar è la prima. Veviso indovinato. Bravs! Chiara, come scomincia il mio cartone animato preferito? Ti fermi sto avvio di lo con me? Sicuro! Volentieri! Voleso ascoltare une biele storiute? Allora, spicciateli sorellis! Une mierle con plumi tant bielis e blancis e era sempre strapacciate di Genar, mes fred e scuro. Non spietave altri che ie e vignis fur dal sonì parciri di mangià, par schiadenai quintri frete e glace. Stufe di questi persecuzions, un an la mierle e ha fatto provvistis per un mese intir. Da spo si è sierade dentri tal sonì e gli restate lì a ripar per tutti il mese di Genar, che in che volte al durave 20 dins. Rivade la ultime giornate dal mese, la mierle, crodin di vendianati il perfid Genar, e iere sbrissate fur dal nid, e si iere mettude a chiantà per chiappalo in giro. Genar, furioso, si era risintuto e aveva domandato 3 dis in prestito a febbraio.
Da spove io ricevus, aveva stiadenat buraschis di neve, aia, glace e ploe. In allora la mierle si era là a parà dentro di un chiamin. E era restate ben parate, spietant che la buraschia finisse. Passassi 3 dis e era finita la buraschia. La mierle e era jessude fur dal chiamin. Ma per colpe dal chialin il suo biel plumac chiandit si era ridotto inerit. Così e era restate per sempre con gli splumis neris. Din che di, ducchi mierlis, anassi di color scuro. Saveso perché che la neve cole a flux? Perché se colassa grops non rivaressa disfassi? Saveso perché che i ghiazzi son contenti di bier. Perché con che il freddo non va tornare neanche un piano. Seso boins di fevelà par furlan. Inviate un vostri video indulà che nos mandais un pensier, une chianciò, une barzalette, une conte par furlan o un vostri disegni, lì che si vio di un momento in particolare di une puntate di mamma. Mandai al numero 333 72 02 vot 14 oppure a direzione di poste elettroniche maman caiutvstar.com. Occhio, il telefono va tenuto in orizzontale e no in verticale. Chioleit un sfoi blanc, un lapis, une tacete ronde e un par di fuarpis. Disegnai, par zore dal sfoi, une forme taronde, doprant la tace. Ritagliai, con gli sfuarpis, il cercli che veis disegnat. Pleait il cerchli a metà. Pleait a metà anche il miec cercli che veis sotignut. Pleait anche mo une volte a metà, formando un piccolo triangolo. Tagliait vie con gli sfuarpis lunghi il flanco pleate e le bande sotto al triangolo, piccoli triangolus di chiarte. E come viergeit il cerchli di chiarte che veis pleat. I varei sotignut un biel sfloc di neve. Vigli, voi, signor T, mi ha insegnato che il mese di gennaio è considerato il mese più freddo dell'anno e che se ti domandi in di là giù sulla neve, non tu puoi sportare la palette o il seglo tutto come che tu fai parlare al mare e magari vistut l'isere e i ciavati brasiliani. Tu has di metti gli smanecci stes mans, une sciarpe attorno al quel, une scuffe al chiav, scorpi, spengi, taipis e un biel cappotto. C'è biel giù a tirarsi balis di neve e a fa pipinos. Mi sei tan divertita. Come ho voglia fa di mangiare? Maman vigli, maman frus. Ieri va della giornate, Vasarino le ridate, con bravura io tal dis, la mia tu parecchia mis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni di si fa così, tutto il miel do gran frullan.
giusta la lontana.